Istituto Superiore di Sanità. Oggi 29 maggio è il giorno della festa della Lombardia e Fontana ha detto che potrebbe diventare il giorno della festa del ricordo e intanto a Milano c'è un luogo che potrebbe diventare simbolo della violenza del virus. Vediamo di che si tratta poi Roma. Accade tutto nei giorni più bui della pandemia. Le camere mortuarie piene resero necessaria una scelta rapida. Bisognava predisporre sepolture anche per chi non aveva nessun familiare vicino. E così dal 13 marzo le salme non reclamate dalle famiglie sono destinate al campo 87 del cimitero maggiore di Milano. Il campo 87 è destinato a diventare il simbolo di questo terribile momento di emergenza. Vedendo il numero di decessi aumentare, abbiamo deciso di offrire comunque a tutti una sepoltura dignitosa, ma non è detto che siano morti per Covid. Ma con le riaperture anche la solitudine di questi 128 defunti che si pensava dimenticati trova una nuova speranza. Ci sono dei fiori freschi che i parenti sono venuti a sapere che qui sono stati sepolti i loro cari, hanno cominciato questo pellegrinaggio. A Milano solitamente sono un centinaio all'anno i morti senza familiari a predisporre per loro deposti negli 8 cimiteri cittadini, mentre l'eccezionalità del campo 87 fa pensare a progetti nuovi. Sarà terminato, a verde sarà posta una lapide di marmo con il nome della persona.